Come ti stai trovando qui a Venezia, ecco, come ambiente, come squadra, come tutto insomma? Sicuramente mi sto trovando bene, è una bella città, con bei compagni, mi sto trovando bene, non c'è niente da dire. Che cosa pensi del sistema di gioco che propone il mister Di Francesco? Beh, sicuramente è importante, cioè, ci stiamo lavorando sopra e c'ha buone prospettive il mister. Spero solo che quello che faccia porti buoni risultati. Ecco, a proposito, l'ultima partita che avete giocato contro il Verona, più di qualcuno ha detto sarebbe stato giusto il pareggio, però c'è stato un errore. Adesso non voglio puntare il dito contro nessuno, per carità, però il mister stesso ha detto che bisognerebbe essere un po' più cattivi dal punto di vista agonistico, ecco, più determinati in certe circostanze, sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo perché sicuramente a fare le partite giochiamo molto bene, solo l'importante è che a volte ci perdiamo in piccoli errori banali che possiamo sicuramente evitare. Anche perché sai che Serie A è un campionato che non appena fai un piccolo errore Sì. ti castigano, ecco, Ecco, per le squadre. Sì. Però si è visto un Venezia che comunque in certe partite, oltre alla prestazione, ha portato anche buoni risultati, quindi manca un po' di, oltre che cinismo, anche di continuità, che dici? Sì, proprio ci manca la continuità e di restare sempre concentrati tutti i 90 minuti e non nei certi momenti della partita. Dobbiamo sempre stare focus sulla partita, impegnarci e dare continuità a quello che facciamo, cioè stare. Questa pausa di campionato dove state insistendo maggiormente nel lavoro? Perché avete comunque quasi 2 settimane, ecco, di lavoro. Sì, ci stiamo preparando sicuramente che la prossima ce l'abbiamo qui in casa contro l'Atalanta e sicuramente giochiamo contro una squadra molto forte, ma sono sicuro che possiamo fare buoni risultati e cercare di arrivare a portare punti a casa.